Sei volontaria, sei donatrice? Sono donatrice, Effettiva. esatto. Da quando? Un anno fa, il 2 e 3 luglio. Ah, il 2 e 3 luglio e che donazione hai fatto? Allora, ho fatto una donazione da sangue periferico, quindi è un prelievo molto simile alla donazione di plasma. Ho dovuto inizialmente fare tutti gli accertamenti del caso, quindi analisi, un esame ecografico, una radiografia del torace per accertare semplicemente il fatto che io stia bene. E in seguito ho dovuto assumere per 5 giorni un farmaco, un fattore di crescita, che ha aumentato la produzione di cellule staminali, favorendone poi il passaggio nel sangue, e poi la donazione. Quindi sei stata attaccata alla macchina per quanto? Per 4 ore, 2 giorni, 2 mattine. Ah, perché questa persona aveva bisogno di tanto Esatto, midollo? e io ero piccolina rispetto alla persona a cui andavo a donare, quindi ho dovuto fare il tutto in 2 mattine. È stato faticoso? Com'è stato? Allora, è stato molto emozionante, faticoso dal punto di vista fisico, è stato un po' stancante, questo sì. Più che altro il fatto di stare fermi a lungo, questo può portare un po' di stanchezza, ma per il resto credo che tutte le emozioni abbiano prevalso su tutto. Quando ti è stato detto vieni a fare ulteriori esami perché forse c'è un donatore, un ricevente che ha bisogno? Io non me lo sarei mai aspettato, perché mi ero iscritta ad ADMO molti anni fa, a 18 anni circa, e mai mi sarei aspettata di essere chiamata e l'ho fatto un po' per caso, diciamo, perché sapevo che avrei fatto qualcosa di buono. Però poi si capisce veramente cosa succederà dopo, che sì, con un piccolo gesto, alla fine per noi piccolo, si può fare veramente la differenza per un'altra persona. E hai detto subito di sì, non hai avuto remore? No, no, ho detto subito di sì perché sapevo che era quello che volevo fare. Sai a chi è andato tuo midollo? No, so solo che è un uomo e che è italiano. Quindi non vi siete mai messi in contatto? No. Avresti voluto? In realtà perché no? So che non si può e quindi non si può fare, però io penso di aver fatto qualcosa di importante, quindi sono contenta così. Ascolta, perché hai scelto di aderire ad Almo? Hai detto l'hai fatto a 18 anni, intanto perché sono arrivati a scuola, perché conoscevi qualcuno? Erano venuti a scuola alle superiori e poi avevo